Se le immagini potessero esprimere anche quello che è il senso dell'olfatto, io credo che in questa bottega di sapori, io la chiamo così perché mi ha veramente stregato dall'inizio, che si chiama Socro e Samata, si trova in via Napoli, nella nostra città, si riscoprono quei profumi antichi. Ne parliamo con la titolare Rossana Panu, che realmente è riuscita a mutuare quelle che sono le vecchie tradizioni con le innovazioni, specie per quanto riguarda le creazioni culinarie e non solo, anche dolciaria. Da cosa nasce questa passione, Rossana? Da cosa nasce? Probabilmente già dalle tradizioni, dal crescere con nonna e mamma che ci hanno, come dire, tramandato queste tradizioni, volente o nolente, perché da quando eri piccolina le mani in pasta le metti un po' per gioco e poi diventa una passione, forse senza neanche rendersene conto, perché alla fine segui le tradizioni stagionalmente con ogni evento che si presenta e diventa una necessità fare quelle cose che si facevano da bambine. Poi per me ho avuto la fortuna che questa passione si è trasformata in lavoro. Ci ho studiato anche per migliorare poi e unire la teoria alla pratica e ne ho fatto un mestiere. Non ci sono ricette particolari, anche se il gioco di parole si riporta proprio invece a quello che è il tenere vive le tradizioni, quindi mutuare quello che la tua mamma, la tua nonna facevano in cucina e tu da giovinetta, cioè ecco. Aiuto, e poi è diventata una passione grande, una necessità di portare avanti quelle che erano le tradizioni delle nonne e delle mamme. Ho visto che viaggi da quello che è il reparto culinario per eccellenza, però con le vecchie ricette e soprattutto lavori a chilometro zero, questo diciamocelo perché è una cosa importantissima. Lavoriamo a chilometro zero con fornitori locali, con i piccoli negozietti e le botteghine che ancora resistono, come la macelleria di Pietro Cosso di Carbonazzi, la frutta e verdura di Luigi Fois in via Napoli, quindi dove riusciamo ci riforniamo da produttori locali e ne siamo molto contenti di questo. Tu hai fatto di questa tua passione un lavoro e quindi giustamente invitiamo chi vedrà questo servizio di venire a trovarti, perché poi alla fine, ripeto, noi siamo passati qui per gioco e invece poi siamo diventati i vostri clienti. Bene, sono molto contenta di questo. La soddisfazione più grande è quella, vedere poi quando il cliente si appassiona e ritorna, quindi rimane soddisfatto del prodotto che ha acquistato e lo ricerca. Questa è una grande soddisfazione. Un'altra cosa che ci ha colpito è il fatto che lavorando in prima persona non hai ausilio di chi che sia, praticamente sei la cuoca, sei la gerente, sei colei che consiglia anche i tuoi clienti, per esempio per dei catering, per del menù, ma tutto con un prodotto, cioè, io non dimenticherò mai le favette, voglio dire, giusto per dirtene una. Ci prendiamo tutto, gioie e dolori. Alla fine sì, l'essere anche il tanto golosa mi ha portato a questo, a curare ogni piatto che preparo un po' sulla base dei miei gusti, tenendo sempre la tradizione, perché il sassarese è anche molto puntiglioso su molte cose, quindi devi essere anche rispettoso delle ricette tradizionali. Ultimissima cosa, il locale non è grandissimo, però questa è una scelta probabilmente vostra, perché abbiamo visto 2 botti che vengono all'uopo apparecchiate e si può anche così mangiare in compagnia, perché no? Sì, spesso è capitato anche di unire persone che non si conoscevano tra loro e hanno fatto amicizia così, tra un piatto di favette, una lasagna e una polpettina, si sono conosciuti e hanno fatto amicizia qui nel nostro ristorantino Gastronomia. Alla fine sì, è stata anche una scelta trovare un locale piccolino, intimo, che non comportasse grandi numeri, così riesco a gestirlo anche da sola. Grazie Rossana. Tradizione, passione, invitiamo qualcuno a venire a trovarti, perché è una cosa bravissima, una cosa che vale la pena vivere. Li facciamo buon lavoro. Sia con gli occhi che con la pancia alla fine, con Suocro e con Samatta. Vi aspettiamo tutti.